I vescovi siciliani hanno dato il parere positivo per la beatificazione di Don Gerlando Re. E questa è una bella data, un bell'evento per la diocesi di Agrigento, perché dopo tanti anni i vescovi siciliani hanno dato l'ok per iniziare il processo di beatificazione di un giovane sacerdote della diocesi di Agrigento, Don Gerlando Re. Questo significa che i vescovi hanno valutato che ci sono gli elementi fondamentali per iniziare un processo che avrà il suo iter. Durante questo processo saranno raccolti scritti e testimonianze e poi la stessa Chiesa valuterà se bisogna riconoscere il martirio. Questo giovane sacerdote è stato ucciso nel lontano 1949 perché stava durante un conflitto a fuoco confessando un mal capitato che stava per morire. L'altro malvivente andò e gli disse: se tu lo confessi, lo assolve, si dice in questo caso in articolo mortis, io ti uccido. Così questo giovane sacerdote si trova tra l'incudine e il martello, tra un dovere da assolvere e una pistola puntata. Lui scelse di fare il servizio fino all'ultimo, quello gli sparò e uccise Don Gerlando Re, un vero martire. Siamo in un contesto difficile come quello del 1949 e così dopo tanti anni si è arrivati al punto che è il momento di iniziare un processo per riconoscere le virtù eroiche di questo giovane sacerdote della diocesi di Agrigento. Quanto potrà durare questo processo? Questo non si sa, può essere lungo, lunghissimo e anche breve, dipende dal materiale che sarà raccolto e anche dalla valutazione che ne verrà fuori e poi eventualmente di un miracolo che Don Gerlando Re in cielo potrà fare.